Questa attività è stata realizzata con su contributo della Regione Sardegna, in prentas 2021-2022, lei a regionali 22 del su 2018, articolo 22. Saluti a tutti. Oggi siamo andati a Esterzili per visitare su tempio de dati nuracesa de Domiurgia. Denguni siamo visitato pure su Monti Santa Vittoria, con altri edifici de dati nuracesa. E denguni siamo andati a Sadali per bere su Burgu e i molinus movius acqua. A cose sono andato a Mandas per visitare questa stazione ferroviaria del Saccabu del 1800 e infine a Suedi per bere su Nuragi Viscu e Sagresia de Santo Irogi. Con Saiana de su tempus se sull'ompius in una bidda che dinanta Esterzili. Sesu sempre in sa provincia de Casteddu, però sesu in Lacana con sa Bravacia. A pagus chilometrus de sa bidda dove esti uno dei giassus archeologicus più importanti a pizzus de sa civiltà di Nuragesa. Già a millimetrus de artaria, accanto de su Monti Santa Vittoria, dove esti su tempio a Megaron de Domu Eorgia. Questo tempio è stato fatto in sedadi tarda de sa fasi de su Verrus, su Prusomancu in su milli in antisi de Cristo. Quando già non si costruiant prus in Uragisi, ma in Uragesus fadiant tempius dedicaus o a s'acqua, commenti is puzzus sacrus o is temprus dedicaus invece a su fogu, come is temprus a Megaron. E in tutta sa Sardegna si ne conoscenti non mera, prusomancu una cinquantina. E cussu de Domiurgia esti subrumanno, ma non scetti de sa Sardegna, ma de tutto su Mediterraneo. A differenza delle strutture nuragesas, su tempio a Megaron tenniri una forma rettangolare. Questo pensai tenere una longaria di più di 50 metri e un'artaria di più di 3 metri.
è fatto un perda locali su schistu e non scetti deneri una struttura rettangolare, poi avere cali punti apposentus a intrus, ma deneri un circolo de verda tutto a in giro, una forma già ellissoidali, che dinanta temenos, custu temenos bollinai corti sacra. A intrus eus agattai eus unau tresi apposentus. Su primo est custu chi teneus ainantisi, chi deneri i scadiras tottu in giro e noci sicuramente do stadiant i fedelisi. Teneus poi sa parti in su centro a un disarcheologus ante agattau unu sciacumannu de bronzitus e atrus rastus de s'edadi tarda nuragesa. Custu bronzitus punti interessanti, teneus un'offerenti, animalisi, ma sicuramente sa scropetta più importante è questa di una statuetta de bronzo che rappresenta una femmina, una sacerdotessa che deneri in sa mano de manca proprio una pampa de fuoco. Questo è uno indizio che si narra che in noci si cultualizzara proprio su fuoco. In sa parti prusa palasa, che è pure usa pruserrata, dove era sicuramente un focolare sacro, onde dove era sa sacerdotessa, a commenti vestalisi de s'antica Roma. E in oggi arribanta i sfielisi, forse si può pregare, forse si può ciccare, soracolo. E poi da gattausu questo tempio aperto in sa parte arta, non teni di grovettura, teni di dusennas con due architravisi, in una pensai doiesti buru ancora sa ventanedda de scarico. Depesu pensai che sa grovettura viera dinanta a doppio spioventi, fatta dunque di truncus dell'inna, non pensaus all'inna de Castangio o de Zinibiri, e in pizzus forse doi vianta o naisi de mattas oppure perdiceddas sempre de schistu. Difattisi proprio in oggi Mappalas e in giro de su tempio, ma pure intrus antiagattao perdiceddas chi vunti comunque commenti stellas e da savonianta in pizzus. Questo tempio è stato pure restaurato negli anni 90, ma fatto già qualcuno traballetto. Depeso pensai che in età di Nuragesa sa perda non si biada, ma dove era scetti, o meglio, uso aviri proprio sintonaco, che serviva proprio a agguantai i murus e allogare meglio is perdas. Oggi questo luogo pari abbandonato, pari deserto, ma su mori che passano proprio noi accanto e sono mori che hanno fatto sempre in secolo, forse in millenni, sui pastorisi che va dianta sa transumanzia. Dunque già in età di Nuragesa sicuramente si va dianta sa transumanzia e teniente bisogno di ogni tanti de si primai, de pregai e pure insomma de mancai scambiai is produsius. Sa leggenda si conta che noci vivia da Urgia, una specie di maga, di goga, di bruscia e una dissa popolazione decidiri de cidogai de noi e de bocciri is fillus. Dunque sa issa fare una maledizione ad tutta sa popolazione e lassara in noci dusu giarras, una che conteniera uno scrisoggio e s'altra invece sa musca macedda. Non va commenti sa leggenda de sud-est de Pandora. E dunque
chi è senti sbagliato a operri uno dei due giarras di varianta bessiri questa musca macedda che disperdiera tutta la popolazione, che qualcuno dati accappiata proprio a sa musca che bettiera sa malaria. E dunque po' secoli sa gente ha deciso di lasciare questo tempio intatto. Punti di più arrivai gli archeologi negli anni 90 poi di trocce tutta questa terra che doveva intruso. E effettivamente hanno gattato uno scrisocio, prima uno scrisogetto di età romana con monete pure d'oro, e calendo un pago in basso un altro scrisocio che fu questo dei sbronzitti di età nuragesa. Sempre in susartu de Sterzili, ma in pizzusu de su monti Santa Vittoria, che si su monti Prusartu, de dotto sul logo, se su questionende Prusomancu su 1200 metri di artaria, dove è un altro sito archeologico. Chi però ha attento uno scanto de fasisi. E cominciato con questa nuragesa, quando antivatto tutto questo corti, de perda, teni una forma circolare, e introducendo fatto una specie di tempio, sempre di forma circolare, dubiesi in cunisi a palasa, con uno scanto sempre di cadirasa, e in edadi sicuramente cristiana, dunque a partire da San Numilli, hanno fatto una gresia dedicata proprio a Santa Vittoria. Questa Santa Vittoria era volta per rappresentare, come succede pure in suo santuario de Serri, sa vittoria proprio del suo cristianesimo a pizzo del suo paganesimo. E dunque questa gresia sicuramente ben arrivata proprio per cristianizzare questo luogo. Dessa gresia parranta questo muro a in giro uno scanto de Deulasa che funta de sacropettura e in pruso proprio a intruso de questa corte manna due punti domiceddas oi finza a pago tempus a oi da santi imperatas commenti a ricovero animalisi ma forse in su mesuevu funta i domiceddas de is pellegrinus, a commenti proprio scumbessias chi è gattauso in novenarius. Is archeologi noi anti agattau materiali de dati nuragesa, de dati romana e pure de dati mesuevali. Su cucuru de Monte Santa Vittoria pensai è artu 1222 metri e stettiu misuravo sa prima volta in su 1800 de Alberto Ferrero della Marmora. E noi ci sapiri scetti perda de schistu. Seso in provincia de Castello, ma deppe pensare che a su Monte Santa Vittoria esti sa parte più de giossu de dottu sa carena de su Gennargentu. Ma de questa parte, a un disiodeo, su dominio visivo è Mannu Meta, a Renesceo Sabiri per Deliana, Sabidda de Sterzili proprio a Palasa in bascio,
E pensai che sa visuali arriva a vinzas a Saristanesu e pure vinzas a Casteddu. In Peruso, in oggi in Basciusu, per subire proprio i due laghi più importanti di questa zona, che punti su Flumendosa e sul lago de Mulargia. Sa Sardegna teneri uno scanto de burgusu bellu sumera. E uno in particolare è nominato come essi uno dei burgusu più bellus de Italia. Si è arrivato a Sadali, in Sabravagia de Seulo. Sadali è famosa in sa Sardegna, poi tenni a intrusu de su centro abitao una spendula che è questa de Santo Valentino. Una leggenda si conta che un uomo in una di Sant'Igorio fia portendi questa statua e a un certo punto si firmara proprio in noi. E quando decidi di tornare a partire però questa statua via diventare graimera e non riesce brusu ad spostare. Poi questo motivo sa gente, sa popolazione era interpretato come questo come un usinno divino e dunque da questo momento la santa sa statua in Sadali e fa proprio sa Gresia de Santo Valentino. Questo rio, che da una parte forma la spendula, è stato sfruttato in antichità, già adesso 1600, dove vai un mulino. Questa struttura che abbiamo in noi, di fatti, è stata fatta nel 1600, dunque in età spagnola, e ha introdotto antiposto in un mulino di basalto, con una rora che è posta proprio in noi in basso, che si muoveva grazie a quest'acqua, a rinascenta a molai su trigo. E quest'acqua di bessia era torra di questo arriceddo e confluiera in questo lago, onde due punti piscisi mannus che ben a porta alimentati proprio dessa popolazione e turisti che ben in noi. In oggi su turista si firmara e questo che ci canta narauso s'anima gemella po' da gattai si invocanta Santo Valentino e gettanta un soddo proprio a intruso dell'acqua. Sadali esti una bida che conterà pruso manco 1000 vivitorisi esti importanti poiché in oggi dove esti proprio una tappa de sudrino birdi de sa Sardegna che parti de Mandas e chi si firmerà in noi. La maggioria dei turisti do subiesu proprio in si stati. Agora io sapere pure un altro monumento importante di questa vita che è la Gresia parrocchiale.
resonare che Sadali non è scetti sa bidda dell'acqua, ma pure sa bidda dell'amore. Difattisi, in noi tenesu s'unico gresia in tutta sa Sardegna dedicata a Santu Valentino, un martire del XIII secolo a.C. che si associava proprio a s'amore. Difattisi du nanta pure su Santu Goiadori. Questa gresia è stata fatta sul primo impianto in età bizantina, pensate già in su V secolo a.C. Però sa struttura che vi è in Moi, con questa facciata e questi rosoni centrali, è de stili tardo gotico, dunque adesso 1600. E intrusu per esagattare pure una statuetta dedicata a Santo Valentino. Dove è pure una rituali chi vairi, chi nioli agattai mairu o mulleri, ed è per i sciumbulai potre portasa questa statuetta e invocai a Susantu proprio s'agattamento del Samori. In sa seconda metà dell'Ottocento, pure in Sardegna, cominciano a fare il suo sistema ferroviario. E se l'ompius poi questo in Sabidda de Mandas, poiché a Mandas dove è una stazione ferroviaria, una delle più antiche della Sardegna. Pensai che è stata inaugurata in su 1888, dove era proprio una linea ferroviaria che partiva da Castello e per arrivare a Isili. E una delle tappe di questa linea ferroviaria è essere proprio Mandas. Mandas oggi fa parte come stazioni delle linee complementari della Sardegna, polinai che i binari sono venuti a scartamento a redusio, dunque questa distanza di un vero assatro è più o meno di 90 cm, invece in cussa delle ferrovie del suo stato venuti di 1,40 m. Questa stazione è passata a storia, poi in oggi Ari soggiornau su scrittori David Herbert Lones, uno dei scrittori più importanti del Novecento, sono di eniera dell'Inghilterra, e ha fatto un viaggio proprio in 1921. In oggi proprio era a Dromiria, entro de Salocanda, e a raccontare questa di, ma pure tutto su viaggio sul romanzo che era scritto uno scanto dei mesi a Goa in suo libro Mari e Sardegna.
noi con Saiana de su tempus eus fattu tappa in Sadregenta. Sadregenta est un luogo famoso purchi totu po sa messaria, campus coltivaus con su trigu, però Sadregenta est un luogo puru de archeologia. Proprio noi, onde seus lompius, doi est unu de nuragis pro bellus de totu su territorio. Sesu chistionendi de su nuragi episcu. Su nuragi episcu est unu dei più caratteristicus. Estetti sgavau pensare possa prima volta de una trumma de bividoris de Sueddi in su 1860 e antagattau unu scantu de arrastus de tessus de argida, calincunu materiali puru de metallo purchi totu su brunzu. Poi testi importanti, poita già in annus 80 de su 1900 anti decidio de dus gavai melus e de du restaurai. Ingunis is archeologus antegattau altru materiali chi si contra una vita che andrà de sedadi nuragesa, dunque de su 1800 a.C. de Cristo, finza sa pensai a sedadi mesuevali. Est un nuragi complesso, ita boinai, ca teneri prude una turri. Certo, doi esti sa turri principali, che esti sa prusarta, sa chi arribera un'artaria de 11 metrus. Tenesu agoa unu bastioni che teneri 4 turris, dunque sa dinanta puru quadrilobao. E in prusu doi esti sante murale, un muro di cinta con 5 turris. A intrusu doi esti unu cortili, a un disarcheologus antegattau puru unu puzzu a undi s'allogare a s'acqua de chindeniera de sa pioggia. E sa bellesa, sa specularità de gustu nuragi esti sicuramente sa raffinatesa de ispertas chi funti traballaras de maniera già perfetta grazie a su fatto chi sa perda pro spainata e noi esti sa marna calcarea, questa perda chi teni un colori che andrà de sarbu a su grogu e si può traballare de maniera isotoma e poi gusto su nuragi episcu beni zerreau come uno dei nuragisi plus perfettus geometricamente de tottu sa Sardigna. Comprendi meglio su gusto nuragi, seus intraus a intrus, in sa turri principali, sa chi narausu mastio. Su mastio difatti esti sempre in totu is complessus sa turri prus arta, custa esti arta pru de 9 metrus, e teneri a sa base nu diametru de 11 metrus. Poi intrai eus truessau unu passadizzu de forma rettangolari e sa grovettura de custu passadizzu est una grovettura a ogiva. Dunque custu est unu datu chi si narra chi su nuragi piscu est unu de is ultimus fattu in totu s'architettura nuragesa. Poita in is prus antigus, is prus arcaicus, agattastisi sa grovettura a prata banda. Cando intraus, sempre su passadizzu, agattaus dua nicchias, una manu manca e una manu deretta. Però funti zurpas, a differenza des atros nuragisi, onde in sa nicchia de manu manca doi esti, generalmente, si scala chi passara intrus de murus e portaiara a ispranus de vizus, in oggi sicuramente sa scala viara esterna, dovianta palus de linna postus intro de murus chi permettianta di andare in pizzus.
Sa particolaridade est chi sperdas funti traballaras de manera geometrica. Questo poita sa panna calcarea, de su genau du permittiri, est una perda levia, chi si traballara con una certa facilità e per su però chi questa perda est delicata mera. E dunque pensaus che in origini tutto i mursu, a intrusu e a forasa, vianta fardassaus. Questo per due motivi. Uno è potendo una temperatura stabile tutto l'anno, dunque fresca in estati e caliente in sierru. E il secondo motivo è per allogare meglio sa perda e tutto questa sperdiceddas che agattaus in isfilarisi. Oi sa crovettura è stoperta, ma in origini doviera Sadolos e Sadolos si fadia da un perendi aneddus de perda che funti ai latus a sa parte bascia e tenniti a si slangiri a bellavello chi arziasu. Pensai che ad ogni vilari serrara un pagheddu de 1 centimetro. Finzas a si cropetti de manera totali. A parte su brano de basciu, doviera questo mesano e in prusu su de tresi. Su de tresi fiera su prospittico, ma teniera un balcone circolari con perdas chi zerriaus e mensolonisi chi eus gattau in questo nuragi, che aguantanta appoderanta una terrazza. Dengunisi sa visuali via Mannamera si piada una grande parte del suo capitano, del sa 300, finza arribai in Castello. Ed è peso immaginare tutto questo luogo prenu de nuragisi che funti stetiu sderrutus a partire del 1820 con l'editto delle chiudende. Un'altra particolarità che a Cattaso però non scette in questo nuragi ma pure in totus atrus esti proprio senna in pizzus dove esti un architravi esti una desperdas romanas operadas in su nuragi e in pizzus des architravi una ventanedda de scarrigo. Questa ventanedda servira proprio per scarricare su peso dei sperdas dei sfilarisi non direttamente in architravi ma in spartisi lateralisi. Poi questo insomma s'architravi est arribau finzas ai moi. Chi mi passara in noi mancai po biaciu biri questo nuragi de s'arruga e non può rivede manco desi mai e dubiri. Difatti se questo è uno dei nuragisi più fotografato de tutta sa Sardegna. Questo nuragi tiene due nomi, Saddo Messorcu, ma su nome più connoto è nuragi Viscu. Questo poeta, tutto questo terreno apparteniente proprio a su Viscu e poeta Sueddi in su Mesuevo fiara proprio sul logo de Saseu de sa Bravaria. E adesso un ragevisco in su sartus e su arribausu in sa vita. In una delle prazzas principali è usato Massimiliano Garau, Massimiliano sindaco de sa vita de Sueddi e amico puro. Dunque Massimiliano grazie a posesse accollitu e cominciamo subito questionando dell'economia di questa bidda espantosa, una bidda che ha fatto dessa messaria, del suo trigo, sa parte più importanti dell'economia. Ma in moi de osciu che tu e dubbio puro, e se si traballendi con sa squadra cosa tua, poi fai conoscere Sueddi de una maniera differente. Allora, intanto grazie Nicola e benvenuti a Sueddi, lui e tutta questa comitiva che ti aiuta dopo questo programma.
Asinau bene, Sueddi fin dai tempi antichi attento un'importanti valori dal punto di vista storico, dal punto di vista culturale, già della preistoria, con i stumbas di Pranosiara sono un riferimento, fin da sono un ragevisco, che altri sono sicuramente bio. Poi arrivare fino a Sant'Uioci in San Milli, che è stato vescovo dei Suedi e è stata diocesi dei Suedi andata fino a Barbagia de Seulo, ecco. Quindi un'importanza di adesso strategica, culturale e importante in meta Saida. Questo certo impari a cosa che vuol da economia trainanti, che è l'agricoltura e la pastorizia, che ancora oggi si può tornare a presentare di adesso con Ghana, poi ti spicciò che adesso i giovani sono tornati si dedicare all'agricoltura, perché ti comprendi che è questa terra che va a pausa, è questa terra che si nasce, cresce e si forma e oggi abbiamo tutto questo benessere grazie a questa attività primaria. Però a Pubio che Suedi poi è connota pure in maniera turistica. Si è fatto un traballo già in trendi, Sabida, abbiamo uno scanto dei cartelli, che indica la tumba prenuragica di Pranesiara, su un uragiviscu. Dunque, se si cicchendi, deve arrivare gente e deve fare del turismo una parte trainante dell'economia. E a Pubio chi si traballenti pure po' una cosa interessante che insomma fare dei Suedi sicuramente una dei biddas del riferimento su cammino a religioso de Santo Giorgi. E conta sì che alcuna cosa di bruso a Pizzus de questo cammino. Allora, su cammino nasce in 2013 con la delibera della regione Sardegna. Nasce con un altro 19 comuni su che hanno da Suedi fino a arrivare a Orgosolo, punti circa 200 km, quindi un cammino di adesso importante che la gente riscoprendi come attività sia per la salute che per attività culturali, poi rendi tutto questo percorso andare a visitare i luoghi bellissimi dal punto di vista archeologico, dal punto di vista geografico, storico, il lago di Mulargia, arrivano a Bidano di Tullo, a Ulassai, quindi insomma il territorio uno spaccato di questa Sardegna importanti e interessanti che proprio parte dei Suedi arriva da Vincenzo Orgosolo su cammino che va a Sant'Uioci e 1000 anni fa. Dunque quante persone si manco arrivano ad ogni anno in Suedi scetti per questo cammino, cioè quanto pellegrini su muovere questo cammino non scetti a Suedi ma naraso in tutto il giro che vari in Isa Travidas. Medas decidono di partire a Soso, si pone su zaino e scrappita, si scrappone e cominciano a partire e quindi che facciano una, due o tre tappe, l'importante non è arrivare, ma l'importante è cominciare a camminare. Altri invece grazie all'associazione che si vanno sviluppando in Valsarriga del suo cammino di Santa Barbara, di Santo Iacco, di Sant'Efisi, di Castello. Quindi una cosa importante è che ci da chi ne attendi una riunione in questa regione, poi fa entrare in suo cammino di Sant'Uioci il comune Castello puro. Poi da Sant'Uioci nasce in Castello e vive a Caduesti in Mossa Grecia Sant'Anna, quindi dunque sei vicina o de Stampace. Quindi alla fai i patti Castello puro, adesso cammino e noi si rendiamo orgogliosi e importanti dal punto di vista storico ma dal punto di vista turistico, perché ci riotto su un terzo della popolazione sarda gravita da bividi in questa zona Castello. E dunque speravo che questo gemellaggio era portai gente in Noa e gente in Meta, non scetti in si stare mai in tutto sanno. Massimiliano, noi ti torrà su grazie, ti vedo il complimento su pure per commenti tennesi, di maniera di reso ordinata questa bella vita e noi si combirau a visitare non scetti questa vita de Suedi ma tutto sul territorio che sta ricumera dei testimoni storici e archeologici.
Passilendi vo sabidda chi è bellicedda mera poeta tenere tutti i domiceddas fattas con sa verda locali, che sti sa marna, sa proprio che anti un peravo fa e un raceviscu. E si sono arrivati in sa prazza principale, che commenti meraviglias de sa Sardegna dinanti a prazza Egresia. Ma in oggi de Gresia non di doiesti scettiuna, ma 4. Sa principali esti sa Gresia parrocchiali, che esti dedicata a Sant'Uperdu. Proprio accanto ad essa doiesti su santuario, dedicato a Santo Giorgi, su Vispu de Sueddi, chi a Bivio in Mennoi, in San Numilli Prusommanco. A Palamiasa vi è un'altra gresia antica dedicata a Sant'Antoni e a s'altra parte invece sa doiesti sa gresia de Sugramo. D'ognuna de gustas gresias teneri a inasa, prendasa importantisi, chi testimongianta proprio s'importanza e sa ricchezza de Sueddi pruschidottu in edadi mesuevali. Chiaramente su culto de Santo Giorgio, che si stetti istituì ufficialmente in Prusumanco su 1400, ha fatto sì che noi fessimo arrivare su pellegrinus de tutta sa Sardegna ed ognuno ha lasciato una cosa. E chiaramente, essendo un bispo santo, Gentimera ha lasciato a intrus de su santuario ex voto. Uno in particolare è accappiato proprio a una despiagas che ho avuto interessanti proprio una partimana della Sardegna, che è stigussa de ispipizzirisi. Uno dei miracoli che ha fatto Santo Giorgi fu proprio questo de sperdi ispipizzirisi. Infatti a intrus del suo santuario doiesti un pipizziri, ma una statua de pratta. Siamo entrati entro su santuario di Santo Giorgi. Su santuario è pitticheddu che accarau a sa gresia parrocchiali, ma poi su considerai questo luogo come su Sancta Sanctorum, dedotto non scetti, sa prazza, ma de sa devozioni, che in oggi si intendi forti. Pensai che su primo tempio de Sabidda e siete agattati proprio in oggi a Sutta, quando hanno fatto scavos archeologicos in su 2005. Hanno agattati sa base, sa rastos di una gresia paleocristiana, fondata dunque su 500 o 600 a Goa de Cristo. Manca in su 1400 sa diocesi de Sueddi beneri inglobara in cussa de Castello sa devozioni popolari sigheri. E sa gente sigheri arribai a ben in questo luogo può preguntare grazie a miraculus. Questa importanza dona lavoro de sa presenza di questa pala di altari in stoffato de oro, è una pala de su 1700 e in sadeca centrali doiesi sa statua de Santo Giorgi e tutto in giro biesu pinturas chi contanta i miraculus chi ha fatto Santo Giorgi. Sa parrocchiale de Sueddi est invece dedicata a Sant'Uperdu, essa crese prumanna, e cussa che estettia fatta in San Numilli de forma romanica e in i seculus ha subito uno scanto de modificas. Pruschidotto in su 1400, quando in Sardegna subentrerà su stile gotico. Soggetto più importante di tutta questa gresia è questo retablo. Un retablo che è stato fatto in su primo metà del 1500 dai pittori
Pietro Cavaro e Michele Cavaro, che teniano sa bottega in su vicino de stampaggi in Casteddu e che hanno attivato in questo periodo mera retablo chi ha gattato in uno scanto de Gresias dessa Sardegna. Questo retablo rappresenta, partendo dessa parte bascia, i quattro evangelistas, a su centro, su ecce omine. Arziendi, e partendo da Manu Manca, teneusu sa rappresentazioni del Santu Valu, a su centro Santu Verdu e a mano diretta Santu Giorgi. In Pizzusu, partendo da Manu Manca, teneusu sa scena su conto che ha regolato su commenti su Quo Vadis Domine, a su centro sa Madonna con su Pipiu e is Angelus, e a mano diretta sa liberazione de Santu Verdu de sa Presoni. In sa prossima puntata eo saperi, in sa Sardegna de Capo e Susu, in sa provincia de Tattari, sa bella città di Mesuevali de Casteddu Sardu, con is caratteristiche biasa e domus. Su Casteddu, in pizzu de Suburgu, is cresias antigas a commenti cussa de sa cattedrale de Santo Antoni, e agoa in su sarto accanta, a ondi doiari sa rocca vertunta, mellu connota a commenti la roccia dell'elefante. In noi s'alloganta a intrusu dua domus de Gianas. Dengunisi si usulompiuso in un'altra bidda de sa Sardegna de Capo e Susu, Zaramonte. In noi doianti ancora sa is bellus arrassus de su Casteddu de sa famiglia Doria, in sa parte arta de sa bidda. In su sartu, a postisi, esubiu su un ragi ruiu, a ecci un menau po su colore de sa verda con sa gali e stettiu fabbricau. Sempre in su sartu de Zaramonte, esuvatto un brinchido in su passau, visitendi is domus de Gianas de su Murrone, tumbas sgavadas in sa rocca pru de 6.000 annus fairi in su Neolitico. Sempre in questo viaggio, in sa Sardegna de Susu, esuvatto d'appa in Sanglona, in sa bidda de Martis, pobiri sa gresia gotica de Santu Pantaleu, in moi abbandonata e chenza de grovettura, ma ancora sa ricca de decorazioni in i murus a intrusu. In su sartu de Martisi, si osava rausu spantausu de sa bellese particolaridadi geologica de su vadenti de verda de Carrucana, fatto de linnas fossilisi de milionisi de annus a oi. Questa attività è stata realizzata con su contributo della Regione Sardegna, in prentas 2021-2022, lei a regionali 22 del su 2018, articolo 22.